Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Saluti amigos e amigas e benvenuti a una puntata nuova de Saianna de su Tempus. Seus a 10ª puntata di questo programma dedicato all'archeologia, alla storia della Sardegna, in generale alla cultura antica dell'isola nostra. Oggi siamo arrivati a questionare del Medioevo. Abbiamo affrontato questo periodo già in puntata precedenti e oggi però si è dedicato in maniera più specifica in tutta questa parte che concerne i castelli fatti in Sardegna a partire già da San Numilli. A ricordato che su Medioevo un tempo lungo meda che durerà già i 1000 anni e dus prazius in dus perras principali, sa perra prus antica, che è questa gussa de Sartu Medioevo, che in Sardegna partiri, come già in tutta Europa, a partire dell'anno 476 a.C., con sa ruidura dell'imperio romano de Scuricatrociu, con sa deposizione de su imperatore romano che dinerante a Romolo Augusto e arriva a Vinzasa a 1492 con sa scrovetta dell'America. Sa prima guerra che mesonao si narra Artu Medioevo spacciara prusomanco in San Numilli ed in cui si cominciarà su periodo de su Bascio Medioevo. Tutta questa primavera in Sardegna è connota come sedati bizantina, che si lasciò pruschidotto architettura sacra, come cresias che subio sorta passata, cresias che funti in tutta la Sardegna ma non funti in metas e si distinguono proprio per questa forma a cruci a rega. Invece sartu omelus su Bascio Medioevo, che comincerà in San Numilli, ma poco l'incuno ancora primo, in Sardegna è connoto come edadi giudicali, poeta è il periodo dei Giuigaus, un periodo che a durare uno scanto de secoli, a un di sa Sardegna conoscere forse uno dei tempus più arriccus della storia sua, in Parisi con sedati in Uragesa. Nascinti i Giuigaus e nascinti proprio quando oramai l'imperio de Bisanzio da ruidi, scompariti, difatti in un primo momento forse
tutta Europa occidentale sagattara un pago confundia proprio poiché non tenere prusus a riferimento de Costantinopoli. Però toccaranai che in Sardegna già si diventa apparicendi po' gubernai a solo su s'isula. E si dunque un periodo onde nascinti e bivinti quattro regnus indipendenti, chi conoscesu con su nomini de Giuigausu. Fianta quattro e vianta spraziusu in tottu s'isola. Su prus importanti, in un primo momento, poi via su Rumanno, è stato su Giuigau de Casteddu, che vigara tottu sa Sardegna de Giossu. Tenessisi a su de Arborea, che è stato super longevo, perché sta parlando, pensai, vinza su 1420. E in sa Sardegna de Gavo e Susu, invece, tenestisi su Giuigau de Turris o Torres in sa parti occidentali, nord-occidentali, e cussu de Gaddura invece in sa parti nord-orientali. Certo est che Giuigausu anti de più vai comunque alleanzias con due repubblicas importanti de sedadi mesuevali, con cussa di Pisa e cussa de Genua. Custo poitta su Mediterraneo in cussus tempus vi era impestau de piratas chi indienianta in un primo momento nerausu de sa Turchia e a Goa de s'Africa de Susu, e dunque a Pisa e Genova che tenianta una flotta importante anti amparau comunque se scossas de sa Sardegna, e non sempre però toccaranno ci punti a renesciusu. Dogna regno, dogna Giuigau vi era gubernau de un re o reina, e questo poderi si passara de generazioni in generazioni, dunque si ereditara, e biosu che comunque non fiat un poderi assoluto, ma ci era sa corona del logo, dunque proprio un consiglio con una prazzitura dei territorios in curadorias. Le curadorias corrispondenti proprio ancora ai zonas storico-geograficas più importanti di Sardegna, come su Surcis, sa Baravagia, Sollasta e ai Cinendi. E in Gunisi, in ogni curadoria, dove vi era proprio una seu vescovili. In un primo momento i Giuigausu funti stetius in guerra, uno con l'altro, in guerras più importanti, forse si può fiada sa parte della Sardegna più ricca, fia a intrus de su Giuigau de Casteddu e cussu de Arborea. Su Giuigau de Casteddu è stato su primo a sparessi, scomparire in su 1258 con un'alleanza fatta de Spisanus e pure de su Giuigau de Arborea. E dengunisi Casteddus, chi appartenenta in un primo momento su Giuigau de Casteddu, commenti proprio gusto che si subiendi a Palamiasa, chiesti de Sabiria Goa su Casteddu de Marmidda, passanta in manus de Arborea. A partire del 1323 oramai l'unico Giuigau che vi era parrao in Sardegna e fiera gusto di Arborea, che era conosci forse di San Massimo spainatura grazie a suo re Mariano IV di Arborea, che era pigai già dotto sa Sardegna e in un momento rattenni proprio in mano tutta l'isola bogata a sa città di De Casteddu e Cudda de Saligera. Casteddu chi viera in mano cadelana, aragonesa, e invece a Salighera, onde dove vi era una popolazione che s'origini via cadelana. E eso arribai vinzas su 1409, quando c'aressi sa battaglia de Seddori, onde bieusu de questo momento su Giuigau de Arborea sparessi in uno scanto de annus. Ma età stava rau di questo periodo. Questo è un periodo esonao lungo, un periodo che a livello archeologico sari torrau un numero alto di castellus. Punti pensai più di 100 in tutta sa Sardegna. Qualcuno un'area che su Mesuevo in Sardegna non è stato come in altri luoghi, che forse si
stetiu esprimium mellus de s'architettura romanica, ma si sbagliat poita is casteddus de sa Sardigna non fiant casteddus scetti po bivi, anzi fiant proprio casteddus po amparare su territoriu. Proprio custu casteddu, cussu de Marmido de Las Plassas, fia unu de custu esemprus. Fiant casteddus de frontera, duncas depiant in s'allacana intrus de un giudicau, un s'atru proprio defendi, amparare su territoriu, e duncas veniant proprio attaccaus, derrutus. Toccarà nai puru ca in Sardigna su fenomenu de s'incastellamentu cumenzat a primu chi a Carrara naraus a s'arrestu de s'Italia e de s'Europa, poita giai a partire de s'Ottucentus conosceus borgus fortificaus, borgus duncas undi poniant i murus, de ingunis iant nascis casteddus. Casteddus chi oi chiaramente non funti prus abitabilis, bogau cussu de Seddori chi esti s'unicu casteddu a undi si poriri bivi, chi denire ancora is apposentus, ma e totus atrus funti stetius abbandonaus, già a partire de su 1500, quando oramai sa Sardigna vi era in manu totali dei spagnolus. Si può fare una lista, un elenco de cussus prus importantis chi teneus de Capo e Giossu a Capo e Susu. Già essa città di Casteddu tenira tottu un biginau fortificau che esti su biginau de Casteddu e Suso, e denguni si conoscesu ponai su Casteddu de Acquavrida in su territorio de Siliqua, tenesu cussu de Sardara chi dunanta Casteddu de Monreale, chi esti forse uno dei sprumannus già de tottu su Campidanu. E arribausu pensai finzas a sa Sardigna de Capo e Suso, in Gaddura, con su casteddu de Baldu o cussu de Balaiana. Duncas 100 casteddus chi antibiu un sciacumannu de battallas intrus a primu de Giuigaus, a goa intrus de su Giuigau, de Arborea, cun is Cadelanus e is Aragonesus. E i sordaus chi fiant intrus fiant de nazionalidadi varia, prus chi totu fiant sardus, ma calincuna borta su Giuigau de Arborea pigata mercenarius chi arribant de sa Franzia o de sa Germania. Dunque saporesu immaginare che ai noji 1000 annus a oi chistionant linguas differentis intro de custus casteddus. E intrus funti povirus poita fiant fattus po sa defensa, fiant proprio strutturas militaris. Pensandus sa cosa chi servira pru de tottu fiat a tenni gisterras de acqua po arregolli, allogai s'acqua chi inteniera de nuas, dunque s'acqua piovana, oppuru sfruttanta, come in s'attoppu de su casteddu de Acquavrida in Siliqua, proprio una mizza chi doviat a intrus. E cussu era importante, poita immaginaus, quando is casteddus veniant assediaus, toccara a bivi cun is resursas chi doviant a intrus. E a bortas es agattau puru molas po molai su trigu, a bortas ancora forros po vai su pani, come in su casteddu chi doiari in Silius, chi naraus su casteddu de Orguglioso. E funti totus postus ampizzus de iscuccurus dei montis. Dunque commenti succediat in età di Nuragese, in età di su Brunzu, depiant essi postus in logus chi teniant una visuali manna. Pensai dai noji de gustu cuccuru chi non est artumera, poita sesu prus in basciu de 300 metrus de su livello de su mari, però in noji si dominara già una bella parte del suo Campidano. Difatti si custu casteddu vi era in comunicazione visiva con cussu de Monreale in Sardara e cussu chi due viada in su Monte Arcosu. Dunque se noi ci passerà proprio s'allacana entro su de su Giuigau de Arborea e cussu de
de Casteddu. Pagu bortas avunt istetius sgavaus custos casteddus e is archeologus ant bogadu pillo prughi armas, poites batallas a bortas si fadiant in campo apertu, in is pranus, ant comuncas restituiu arrogus de argida, puncias de ferru, e totu custu bieus est istetiu comuncas studiau, publicau, poita si narat ca arribant arrogus o comuncas oggettus, ainas de partis varias de s'Europa. Pagu bortas invece si funt agattadas partis de s'armadura de is gherreris mesuevalis. Però oi podes nai con certeza chi sa Sardigna tentu un mesuevu chi non è stato inferiore chi a carao is atrus de s'Europa e non tenere sceti casteddus ma avere puru museus dedicaus a questo periodo. I moi difatti eus andai in su museo Muda, seus in Sabidda de las Plassas, a intrus de una zona storico-geografica che dinanta Marmilla, su latino Mammilla, poitta in oggi è prenu proprio de coddus, piticheddus, de montigeddus che assimbillant proprio in Mammillas e dunque insomma questo nomine sta parlando de cidade romana vinzas oi. E in Gunis intervistai su dirigidori del suo museo s'archeologo Giorgio Murru, dunque sighisi. Seus dunque all'ompius in su museo dedicau non scetti a su Casteddu de Marmidda, ma a su mesuevu in Sardigna. Pagu di distanza de su Casteddu teneus una realidad museali chi esti importanti meda vo tottu s'aria. E eus attopiau su dirigidori de questo museo, un amico, un collega, Giorgio Murru. Giorgio, grazie per essersi accolto e attopiau. Deu ti ho fai subito una domanda, poi tascio che a parte sedati in Uragesa, che sei un esperto umano, una grande passione voi due sti proprio su Mesuevo. Dunque si studiau tutta questa parte giudicali non scetti del suo capitano, ma già di tutta questa Sardegna. Poi, secondo tu, su Mesuevo è stato importante in Sardegna? Questa è una bella pregunta. Su Mesuevo è su momento che potevo nai i sardus provano a tornare a essi i su settotto. Una frase bellissima di Giovanni Lilliu quando questionata questa possibilità di vedere i sardus liberos cui sala se usannai e subiria da tre fasi della vita dei sardus della preistoria, a partire dalla preistoria a sedata nuragica e poi questo Mesuevo, poitta che tutto su treullo della guerra mediterranea, Pisa, Genova poi, sa corona Aragona a postisa ancora e nosu in cui, in mezzo dei costumari, a provare a vivere una vita di uomini e femmine liberas, chi questionasti questa lingua. Una Sardegna divisa in quattro parti, una Sardegna governata da questo giudici, in sardo disegnarasti giudici e disiscristi giudici. Questo re che governanta con sa corona dei logo, con il Parlamento, non governanta a solos. E in questo i sardus hanno un esempio credibile
le civiltadi. Su non governare solo, su un momento in cui su governo vede un re, è un messaggio che su Santi Ofio Lassai, 500 anni di storia giudicali, 500 anni di uomini che governano con i rappresentanti del suo popolo. E noi in sei dei sprazzas, noi abbiamo fai un pensamento, fai un'opera che potesse questionare di Isus, di questa gente, di questo sardos, sul rispetto per Isus, per su iantavato, e noi lo dobbiamo contare. Lo dobbiamo contare in questa maniera più pulita possibile, in questa maniera che renda giustizia proprio a Isus, a suo passato nostro, e a chi vede impari con noi a vedere questo luogo, più più, più ciocco più umanos, uomini e femmine, e provano a comprendere e ti hanno fatto i babus in soro, i mammas in soro, poi lasciai un sinno, e su sinno che lì è. Questo devo dire che noi pure è un combattimento potendo una bandiera nostra, una bidea nostra. Devo dire una volta per sempre, noi, che l'incuno ha provato a fare di questa Sardegna un luogo finalmente unico, gestito da un'unica bandiera, da un unico re. E non è andata a commenti di piedandai, ma questa storia deve essere contata per su chi è. Deve lasciare a patti su sentimento, su sentito, deve lasciare a patti su chi sti siamo offio chi vestiti, come ti hanno fatto questo su dei falsi d'arborea, e deve contare su chi è. Bene Giorgio, tu hai questionato della Sardegna libera e indipendente, che verrà inserita in un tessuto commerciale e culturale europeo, non scetti mediterraneo. Però quando sa gente viene in Sardegna, la prima cosa che narra è chi pensa che tenne su scetti nuragesi o chi su mesuevo si rappresentava scetti descresi a romanica, cosa vera, poi su romanico e su stili prevalenti, insomma, su mesuevo. E quando binti castello su commenti gusto della plazzas, dei sprazzas, chi non si può apprezzare, questa du conosceso sta storia. No, ma punti uno scanto de muro su quattro verdas, ma volevo suonare a questa gente che si sigue di quali estetti a importanza di questo castello in particolare, a intro su questa storia del suggiuicao a primo immagino de castello e a goa de questo de arborea. Beh, su Castello dei Sprazzas è stato un castello importantissimo, poiché si gatta in Salacana tra su giudicao de Arbarei e su giudicao Castello e apparteniva a su giudicao de Arbarei. È in un luogo importantissimo per l'economia del suo stato aristanese, poiché gastia da effetti saghi e Salacana sa frontiera questi sapodinai con Castello, ma gastia da sa ricchezza umana di tutta questa terra, che è su trigo. E su trigo chi tocca da poderai, chi tocca da agguantai, chi tocca da proteggere questi sannaioi. Perché su trigo chi ha la possibilità di assustato di essere voti militarmente puro. Per poter armare un esercito, per poter pagare un esercito, tocca da disidonare i vai. Tocca da disidonare il trigo. E questo è la ricchezza, una delle ricchezze più umane del giudicato di Arbarei. Pensai che quando Mariano IV, su babbo di Eleonora, aveva pensato di fare una guerra contro sul re di Aragona, sul re di Aragona e sul re di Catalogna, chi vuole ha riconosciuto come re di Sardegna, poiché Bonifacio VIII, aici, come Papa, di aboffio donare questo titolo puro, per provare a liberare la Sicilia
che sa trasorri in manna de isola de un udreulu umano che duiada. E in sa Mariano provende a gherrai, provende a si vai balli, posso chi vuada in Sardegna in questo momento, prova a fare questa guerra. E da vai di controllando su trigo che sa Sardegna di niada, non fetti noi, ma in sa 300, me sterra sa chi castiata faccia dolia, me sterra sa de su capitano che affaccia a Castello, poi io comprendo che una possibilità di teniada, questa possibilità di va su trigo. Sul senso di questo castello deve essere castiato in gusto, cioè la regione di questo castello in questo luogo non è la bellezza di questo cuccuro, non è la bellezza di San Marmilla come da castiato di Azube questo cuccuro, ma è su chi è in terra e su trigo. E in sa quando andavo a studiare questo castello, quando sono andato a due scavos, e ho scoperto l'importanza vera, perché su materiali che questo luogo ha attorrato, materiali di pregio enormi, archeologicamente questionanti, cioè che si nata proprio che la Sardegna non fu da serrata in questa rocca e mare isolata, ma fu da proprio in sommesso del movimento su de gente, del pensamento, che portano a voi no, a scontro puro, a guerra puro, ma questa cosa che conta è essa centralità di questa Sardegna in tutto questo movimento umano del Mediterraneo. Bene, tu hai una cosa interessante, hai sgavato, tu sei stato su dirigitore dei scavi scientifici e sei su noi poeta viri su castello, viri scetticusso, non si onara una visione totale no, di questa zona e dell'importanza del suo castello. Dunque, se vuoi acabare questa bella ciacciarrata, ti faccio un'ultima pregunta. Poeta è importante, non scetti a visitare, si fa una passillata in su cuccuro, per vedere il arrasto su questa struttura, ma a calare a Vasciu e visitare questo museo. Posso dire sta prima, noi su de Bascio castiamo con Cassusu, con questo cuccuro e bireus sperdas, bireus a rogalla del muro e provaus a pensare che di adesso stetti un su passau. Non fu una costruzione bellissima, in sul senso che fu una fortificazione pitica, non serviva su maniori, su chi serviva da questa bandera che a pizzo de Gussu donata su Sarregodu a chi viviano in noi e a chi venivano in noi, a comprendere che voi state entrando in terre altrus. Questa è la cosa più importante. Noi usciremo che in cui 6, 7, 8, 10 furono i servienti di questo castello. Fadiamo tutto, furono muratori, furono maestro dell'Inna, furono impastata gracia, no? cucinanta, lui ha un bello vorro, lui ha due molla, molli trigo, e usa gattao ciciri, e usa gattao osu, scrocce ou, e usa gattao arrasto de tutto su chi può essere su frumento, si hanno da pensare che insomma questa gente va a trovare di tutto, chi comanda questo castello comanda sa marmita pure, poi i documenti si gattao su Castellano fu da curatore di curatoria pure, quindi fu da un amico del suo giugi, chi non fu addirittura della famiglia sua, quindi una figura importantissima. Poi state più callare de Susu a Bascio, che è difficilissimo a fare de Bascio a Susu e comprende che è qualcosa di Susu. E poi che noi, io provare a regole tutto su chi va su conto, no? Chi tutto questo studio ha portato. Provai a raccontare a tutti, a Mannus e a Pitticus, cioè provai a noi che questa storia è una storia che merita di essere contata, perché è una bella storia, perché è una storia come ti narrata prima, non è una storia in Uragisi, che nel 8000, non è una storia delle iglesias romanicas, che nel sono bellissime, fu a rogalla del muro, di tenere proteggente dei castelli, ma di tenere paghissimo su chi punti ancora
in grado di disegnare qualche cosa in prusu, come in muratura puro. E in sa quando dica l'ausa in noi, però va a sapere tutte queste cose, che li vuole da sa vita che va diventata su pengui, come ti bivianta, deita bivianta, e va diventata ogni dingo, sta disi longa, si da spensauso, no? Cioè, Fantangui, arriva notizia, se no non arriva. Immaginavo sì che podia succedere quando la tensione arzia pure, cioè quando la preoccupazione va a meta, quando la guerra va da noi, e chi ha vinto e chi ha perso, e te ho fatto e te non ho fatto. E sa, questo senso di dover contare, di ci vuoi entrare in tutto questo, io provavo a contare entre noi. La bellezza di questo luogo è proprio questo, poi ognuno rubiti come tolliti, ed è giusto che rubiata, però è giusto che sa storia di conta, cioè succede questo, antibivio di Aici, santi lassau un arroghe conto e noi dobbiamo essere in grado di dorrai a contare. Bene, poserei dunque a chi i telespettatori si manca incuriosito proprio da questa ciacciarrata, volenti bene a visitare questo museo, de pesunari ita candu, anzi sì, su museo è stoperto ha un disagattara de preciso. Ma sul museo si agatta a interessaida de Sprazzas, è visitabile de su Giovia su domingo in tutto l'anno, è facile arrivare sul museo Sprazzas, è una digenda di vago bruso di 200 anni, quindi non è che si perdesse in Sprazzas. La cosa bella però è che quando entrai in noi e in questa 4 giorni di gita organizzai una passillata in Marmilla, sicuramente si andai con due arroghe storie che forse non conosciai e che invece è interessantissimo provare a viri e a contare. Bene, grazie al suo dirigitore Giorgio Murru, nosu però non acabamo di noi, dunque sì a Sisighiri, poi si racconta altre cose belle a pizzo su Mesuevo in Sardegna. Ed su Castello della Splassas in Marmilla avarrauso sempre in su Mesuevu, ma gustorta calauso abasciu in sabida de Partiolla po questionare de sa parti a religiosa e sacra de su Mesuevu. E ho deciso dunque de attoviai un'amica, una collega, Carla Perra, esperta de romanico in Sardegna. Carla, saluti e grazie. Saluti Nicola, saluti a tutti, benvenuti in Partiolla. Deu oggi ho preso da meta de si può contare sa bellezza e splendas de questo luogo. S'agattausu in Partiolla, ma ci tengo a si contare che su territorio a giro si zerria da Parteolla. Questo nome si diventa posto su isa romanus in latino pars olea, o in luogo in noi ben fatto o l'umeda. Ancora oggi Partiolla è connota post esportazioni de solo, ma dei pesi sciri che questa vita nasciti scetti a su comienzo del su 1900. Poi tainantisi fianta due bidigeddas prazias, accanto dell'Accana ma prazias. Fianta Santu Pantaleu e Sicci Santu Brai e fianta comandadas Santu Pantaleu de s'obiscu de questa gresia, Sicci Santu Brai de su duca de Mandas. Scetti a su comienzo del 1900 si decidi di vai un'unica vita o in Partiolla o Nuova Dolia o Dolianova. Bene, si conta oggi è una cosa importante, se su in sabita del sole, difatti, si nosu è su dedicare una parte del suo programma nostro proprio a sa tradizione, sa cultura del sole che si porta sicuramente da cittadino uragesa e
in su Mesuevo fiera sicuramente una parte importante dessa economia. E su scioperà però questo luogo, questo è un luogo simbolico e io penso importante, non scetti possa bida, ma già è prodotto su Campidano e sa Sardegna de Giosso. E stessa gresia de Santo Pantaleo. Contasi che una cosa de bruso, quando nasciri, cali essi su stili, che caratterizzerà questo edificio mesuevali. Andà bene. Dunque, s'agattausu in sa gresia de Santu Pantaleu in Patiolla, questa esti una cattedrale. È una de queste più importanti de tutto su Mesuevu in Sardegna. Poitta a ricca meda de importu mannu de decorazioni e prendas. Santu Pantaleu esti una gresia de su romanicu de Sardegna, intendu nai cussu stili chi s'esti sprazzinau in tuttu s'antichitadi de su Mesuevu. Ma Santu Pantaleu esti una cattedrale fraigata de su 1160 finza su 1289. Questo oennai che steti fatta in 130 anni. Dunque, è vero, noi naraus Santu Pantaleu è una cattedrale romanica, ma essendo stati fatta in 130 anni, de pionnai che esti una gresia puru gotica, poitta divinigada a sa cabu de su 1200 questo stile architettonico nou che esti su gotico. Bene, tu hai questionato dei datas, dunque sascieus con precisioni, quando anticominciato straballos e quando usanti spacciaus. E non funti metas vero iscreses che tenenti questa fortuna poitta mera portas a gattare documenti su questa gresia steti a donare ai Vittorinos di Marsiglia in quest'anno, però sanno proprio de nascita non tu conosceso. Questa è una fortuna che teneus in pago a altri luoghi, se mi viene a conca sa gresia di Santa Maria de Monserrat in Trattalia, sono teneus un'epigrafe a intrus e a forza. Beh, cali esti invece se noi sa sicurezza a intrus de questa datas? Teneus sicurezza poitta in noi teneus 3 epigrafisi in murus che si donant sicurezza de questa datas. Poi comenzai di teneus una in foras, in sa parte de basciu de Santu Pantaleu. In questa epigrafi tu è scritto che in su 1160 una femmina che si zerriata Maria Pisana fia stata interrata in questo luogo. A regione d'un pari, o enai che questa femmina fia stata interrata in Unisi, o enai che sa gresia in su 1160 ci via da giai. Di teneus un'altra che si conta ad un'altra cosicetta importante. O enai in questo pottapi, in sa parte di innantisi de sa gresia de Santu Pantaleu, in pizzus a su pottapi tu esti un architravi in marmo con una scritta in greco. Poitta in greco sa ricordo che sa Sardegna da pinnigao tutta questa cultura, questa iconografia, questo modo e vai orientali naraus in su XVI seculus apustis de Cristu, poitta nosu seu dominaus dei bizantinus, quando s'imperia romano si prazziti in Oriente e Occidente, nosu ndarrueus a sutta de s'imperu de Oriente. Dunque, fianendi, tu est un'epigrafe in greco che si conta da che in su 1261 un uomini che si zerriada Pedro de Cili e di Beniada de Isili e ha donato dinai
potrà cominciare i straballus in su Santu Pantaleo de Pattiolla. Dunque, devo pensare che prus mancu 100 anni in noi ci stiamo con alcun problema e su vraigu de sa cattedrale si è frimmau. In su 1261 tornano a cominciare e per spacciare tutta questa bellezza arrivaus a sotto de Paschicedda, quest'otta se precisa, ci sa dire pure, sotto de Paschicedda del su 1289. Un'epigrafi murata a Papa Satemei in su cattina absidali, nata ca sa dire sa cattedrale estetia consacrata e in noi ci viada Mariano II de Arborea. E mo Nicola sei sicura che tu in Minazza, ma ci fai di noi Mariano II de Arborea, chi Pattiolla è territorio del su giudicato de Casteddu. Si tu conto subito, poi t'ascireu questo puro, poitta s'epigrafinata Mariano II de Arborea meri de sa de tresi pattisi de su giudicato de Casteddu, che in s'unterisi fiastettiu pinnigao de Spisanus e Praziu in tres pattisi. Una de questa pattisi fiada de Mariano e questa ci vai di noi su giudici de Arborea. Bene, e questo è un anno sicuramente importante, poiché si pone questa vita di Partiolla a intrusu della storia europea, poiché giudicato antidento a relata sono vago con tutta Europa. Però, quando Deus arrivò, si entrò un po' più spantato sul fatto che ci sia una crisi a Cimanna e Cibella in una vita che non è proprio una città. Ma pensando su, dopo pensare che in suo passato è stato importante, c'è che è stata Saseo, dunque sa cattedrale. Contasi che alcuna cosa di Bruso a pizzo su de Suviscu e decando è stata a cattedrale sa Gresia de Santu Pantaleo. Tu Nicola tens a regione in meda, poitta s'importu de questo luogo è proprio poitta ci vi astettiu in noi un obiscu, anzi, medas obiscus. Finza su 1513, questo luogo è stato sede di diocesi, si nata in italiano, on è il luogo in cui ci via da un obisco. In quest'anno su Papa si cerriada Alessandro de Dresi e ha deciso che questa cattedrale, o meglio questo luogo, debba essere posto un pari a s'arcidiocesi de Casteddu. Ma deusizionendi, finza a quando c'è stato obisco, ma non sappunau de candu. Poi non uscireus, ma devo appu pensato de fare un bel arragionamento con os atrus, onde comprendi che alcuna cosa in plus. Scireus de un documento de su Mesuevu che in s'anno 1089 in Casteddu su giudici si cerriada Costantino Salusio II della Comunale e ha donato 8 gresias a isparas de Marsiglias in antavara Vittorinus e inviata benius in noi per evangelizzare questa terra. In questa diri a questa donazione due via da Vigilius Episcopus Doliensis o innai che a questa diri due via da Sobiscu de Pattiolla. Dunque, la regione è toccata a noi. In su 1089, in Pattiolla, ci via da un obisco e ci via pure una comunità di cristiana. Non basta, da si conta un'altra cosicetta. In su 1927, un compagno nostro di archeologia si cerriada Carlo Aru, fia begno noi in Pattiolla a forrogai a sutta de saltari de Santu Pantaleo.
e di abbogau a foras du lacus. Poi tanau du lacus. Si la ricordai che a su cumenzu de su cristianesimo su battiari no fia fatto commenti a oi, ponendi a banconca, ma si nada per immersione, oinai tocca da fare un bagno un gusto l'acqua. Dunque, s'andi bogata du lacus è una pariga de villastrinus pintaus. Ito è questo villastrinus. A su cumenzu de su cristianesimo, o mellus candu nosu seus dominaus dei bizantinus, s'altari de iscresias depiat essi serrau de custos pillastrinus, poita sa gente comuna non podiat azziare a s'altari. S'altari via logu scetti po sa gerarchia ecclesiastica. Duncas, arregionende in pari, chi noia su test'altari dui vunti duas du lacus, dui vunti custus pilastrinus o serrai, o innai, ca in Patiolla, forsis in su desesi seculus apustis de Cristu, dui viat un'altra cresiedda, si nada ecclesia baptismalis, o innai, cresia in noi si battiata. Nosu oi questa cresiedda non da video prusu, poita su Santu Pantaleu de su Mesuevu sesti accozzau a pizzus de custa cresiedda. Ma forsis, dopo sessi contau gustu, podeu nai che già da custu tempus in noi ci viat un obiscu. Dunque sapieus che sa storia de questa cresia est longa e importante. E s'importanza sua, donavo chi essi che disi, chi decidiri de bene noi, a parlare di ererus spantau, dei obras de arti che dovunti a entus. Deo conosciuto di ererus pago edificius ecclesiasticus, aici proprio bellus de biri a intrupuro, a partis architettura. Dunque, narasi che all'incuna cosicedda a intrus chi spettera proprio i pinturas, i rettablus e sculturas che si può intibire in oge intrus. Comenzo narendi una cosa che nau sempre e mi piace da danai. In su Santu Pantaleo de Patiolla nuda e stetiu fattu po casu. Tottu è tenidi un legami, sa scultura, sa architettura, sa pintura. Si depu contai de sa bellezza, de sa pintura in s'altari, in su cattina absidali, una pintura originali de su 1289. Du est unu Cristu in tronu e 12 apostolus acanta. Dui vunti pintaus, unu diaconu, Maria Maddalena, Santu Anni, Santu Pantaleu, unu Papa e puru Santu Giorgio boccendi su dragone. Questo dragone du potereus un conca. Poita tu torraus a piri in iscapitellus. Sapunau ainantis ca Santu Pantaleu est fatta in 130 annus. Oinai ca noi teneus architettura romanica e architettura gotica. Dui funti custas colonninas fattas, custos pilastrus fattus de colonninas e is capitellus in pizzus, che funti goticus, si contant unu contu. Su contu de sa vita nostra, de sa vita innantis de nosu, de sa vita in di de oi e de sa vita chi nosu non conosceus ancora. Su benitori dunque. Su tempo benitori. Poi si precisa su pilastru chi s'agatat in s'altari contada de su re Salomone o lunai de s'antichidade. Su pilastru a manu manca de s'altari si contada de su tempu de oi, onai de sa nascita de Gesù Cristu.
Su pilastro accanto a s'essida de su Santu Pantaleu si conta su tempu penitori. Questo che noi non conosceus e dunque su giudizio universale incinanta in termini ecclesiasticus. Ancora si ollu vai a parrai a Buccopetta per un'altra pittura importante si zerriada l'arbor vite oennai Gesù Cristo è pranta dessa vita. Questa pittura è stata fatta a sa metà di su 1300, deo si la ricordai che via da un periodo, un paghetto complicato, via da sa pesti. Dunque questa pittura è stata fatta per mandare un messaggio de spero, de vidi, de sacrificio, per poi ottenni poi questa famosa aziata in su cielo che tutti i cristiani oenti. Bene, dunque sa poeta, secondo lui, uno turista, uno visitatore, un appassionato, ma non scetti, deppi benni Santu Pantaleu. Secondo me, deppi benni noi poeta, sa prima cosa che penso è che questa chiesa è stata parrata ai commenti Mariano da Poffia. Ollunai in noi non ci funti stettiu su meda restaurus. Dunque sa già i biri, uno vraigu mese valli est uno spantu. De una sempre che in noi si intendi di suvrago de s'antichitadi. Poitta d'ogni persona che deve accompagnare in noi è sta parrata a Buccopetta. Non siate mai cretti che questo luogo via da diaici di importo umano e allogata aici in meda prendas de s'antichitadi. Poi è vero, su Deo, seu, commentinai strinta a questo luogo, poi si nasce in noi a giro. Dunque, creo sia normale pure che sei innamorata di questa chiesa. Però ci tengo a si vai spantai e a si vai provai amori per questo luogo. Spero di ci arrennesce oggi. Ci si arrennescia, noi ti torraso grazie a poeta di puro a scropetto cose chi non conosciamo vinza sa oi. E dunque torraso grazie a Carla Perra, nosu per questa puntata eusu spacciau pure su periodo medioevali e si conviro a si seguire a sa prossima puntata de Saiana de su Tempus a un desocumenzai su periodo spagnolo de sa Sardegna. Dunque saluti a tutti e si chiesi sa prossima puntata.
Questa attività è stata realizzata con il suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.